Si è temuto davvero il peggio stamattina a Rossano Veneto. Erano le 5:30 quando è divampato un terribile incendio alla Fiorese Carburanti di via Castione, al confine con il comune di Loria. Lingue di fuoco, fumo denso e nero si sono avvistati a chilometri di distanza. Il rogo, partito dal deposito di stoccaggio della Fiorese Ecologia, ha distrutto il capannone con dentro oli esausti e materiale per il riciclaggio. La paura maggiore era che le fiamme raggiungessero le vicine cisterne di carburante, allora sarebbe stata davvero una tragedia. I vigili del fuoco sono intervenuti in maniera massiccia da tutta la provincia di Vicenza, ma anche da Cittadella e Castelfranco. Si è capito da cosa può essere Assolutamente non possiamo dire, adesso non possiamo dirlo. Necessario l'intervento di una grossa cisterna di schiuma per soffocare l'olio in combustione. Sul posto carabinieri, protezione civile, polizia locale. Ingenti i danni, ci spiega il titolare Ivo Fiorese, che abita accanto alla ditta, intervenuto per primo. Macchinari, muletti, dei mezzi nuovi anche, ma Tutto distrutto. tutto quanto distrutto, il fuoco ha bruciato tutto. Non dovrebbero esserci rischi particolari anche a livello delle falde? Perché in quanto tutto quanto l'acqua che è stata adoperata per spegnere l'incendio, noi abbiamo un depuratore, una vasca primaria di recupero totale delle acque, pertanto fuoriuscite non ce ne sono. Al lavoro anche gli uomini dell'ARPAV che stanno monitorando campioni d'aria per escludere ogni eventuale inquinamento atmosferico.